inevitabilmente, ma forse più per il risultato o la prestazione, pensavate meglio? Ma sì, no, non è che brucia l'eliminazione in sé. Fa sempre piacere continuare perché comunque dai comunque modo di andare avanti in una competizione e dare minutaggio un po' a tutti. Dispiace perché era la prima in casa, ecco, questo ci tenevamo a fare bella figura e purtroppo non ci siamo riusciti. Cosa è mancato? Ma adesso vedremo un po' con calma. È mancato che abbiamo un po' dormito nel prendere il primo gol in un primo tempo dove comunque alla fine penso che avevamo fatto, sebbene non siamo contenti di quello che abbiamo fatto, avevamo fatto più di loro. E poi il secondo tempo forse mi è piaciuto ancora meno del primo, nel senso non c'è stata un po' quella reazione anche un po' confusionaria che magari ci deve essere quando stai perdendo. Manca inevitabilmente un po' di condizione, secondo le parole del capitano. Il Padova a che punto è, se puoi dare una percentuale? Ma percentuale faccio fatica perché bisognerebbe andare sul singolo e capire, cioè confrontandoci tra di noi sappiamo che abbiamo grossi margini di crescita da un punto di vista atletico, ma non potrebbe essere altrimenti in questo periodo. E poi la squadra ha grossi margini di crescita perché insomma comunque eh, perché è così, perché comunque c'è ancora tanto da migliorare, lo sappiamo e andiamo avanti con fiducia comunque. Personalmente come stai ritrovando questa categoria, almeno questa Coppa Italia è un assaggio di Lega Pro? Sì, no, beh, quello è come me l'aspettavo, insomma, c'è grossa intensità, una tecnica normale, quindi insomma la Serie C è questa. Abbiamo visto anche che l'arbitro lascia molto giocare. Oggi sì, ha lasciato molto giocare, del campo sembra sempre che lascia giocare a favore degli altri, però poi non è così, siamo un po' di parte, però insomma dai, no, sappiamo a cosa andiamo incontro, non è un problema. Io tra virgolette sono anche un po' in maniera un po' sadica, a volte un amante delle scopole o delle brutte figure in Coppa Italia perché ti dà modo di stare comunque sempre sul pezzo, ecco. Però bisogna interpretarle bene, non è che insomma brucia nell'immediato, ma sono sicuro che alla lunga servirà. L'ultima cosa che volevo chiederti è rispetto alla tua posizione, insomma, ti stai trovando, è questo l'unico che vedremo anche durante il campionato e con i tuoi partner d'attacco, quali sono anche i livelli di sintonia che si stanno raggiungendo dopo il ritiro? Ma beh, io dove giocherò e se giocherò, naturalmente lo deciderà l'allenatore. È normale che io sono una mezza punta, quindi amo giocare con due attaccanti davanti in modo da avere modo di mandarli in porta, però insomma sul 4-2-3-1 invece gioco dietro una punta quando gioco e insomma cambia, sono due posizioni che facevo comunque alla lunga anche l'anno scorso, quindi quello è l'ultimo dei problemi, diciamo, ecco, nel senso da quel punto di vista sappiamo.